Bene, buonasera a tutti quanti, gli spettatori per questa nuova puntata su Twitch relativa al gioco degli scacchi e della rubrica Tino risponde. La prima puntata del mese di ottobre e la terza puntata della serie appunto Tino risponde, e questa sera è una puntata diciamo speciale che io sono contento di presentare perché in questa puntata sono presenti tre figure femminili che sono ancora giocatrici di scacchi, lo sono state soprattutto da giovani, giovanissime, ora sono giovani comunque, ma non sono più under 18, diciamo così. E in questa puntata noi avremo tre, insomma, tre giovani ragazze che sono nel Consiglio federale o che comunque sono in un organo centrale della Federazione Scacchistica Italiana. Si tratta di Veronica Goi, di Francesca Capuano e di Roberta Denisi, che conosco bene, o alcune molto bene, perché da molto tempo che diciamo sono loro amico e conoscente. Bene, per presentare queste tre figure, intanto ho pensato di far partire una prima sequenza fotografica, una presentazione fotografica che vedrà prima Francesca, poi Veronica e poi Roberta in alcune immagini, diciamo così, di repertorio da quando giocavano fino ai giorni nostri. Bene, io credo che si possa far partire questa piccola presentazione fotografica. Bene, allora, dopo questa breve rassegna fotografica con le nostre tre protagoniste, adesso le avremo in diretta, appunto Francesca, Veronica e Roberta. Ecco, faremo alcune domande, farò alcune domande loro per sapere un po' di come funzionano gli organi federali, un po' le commissioni, quindi ancora una volta domande inerenti un pochino il funzionamento e l'organizzazione della FSI. Però prima di farlo io devo confessare che c'è un filo che le lega alla mia conoscenza personale, perché io nel lontano 1997 mi pare che loro stessero giocando tutte e tre il campionato italiano assoluto femminile, e io che avevo già un'età ragguardevole rispetto a loro, che erano molto giovani, ogni tanto dal torneo principale andavo a vedere il campionato italiano femminile, e quindi avevo la possibilità di vedere tre
promesse, 3 giovani scacchiste, tre giovani ragazze molto carine che anche dimostravano grande intelligenza e grandi capacità. Bene, va bene, detto questo, con questa breve aneddoto, potremmo dire personale, vediamo un po' di iniziare con alcune domande sulla FSI e inizierei con una domanda rivolta a tutte e tre, riguardante diciamo loro ingresso in questo mondo affascinante del gioco degli scacchi, e quindi quali sono, come sono diciamo si sono accostati al gioco degli scacchi, e quali sono le esperienze agonistiche più significative sulle 64 caselle che hanno avuto. Bene, iniziamo magari con Francesca, se è d'accordo. Sono d'accordo. Buonasera a tutti. Allora, dunque io ho cominciato a giocare a scacchi quando ero piuttosto piccola, avevo circa 6 anni, e mi ha insegnato mio padre, che è uno scacchista, e ha insegnato a me e anche alle mie sorelle più grandi. E quando ero piccola ho cominciato insomma da subito a praticare dei tornei di scacchi a 7-8 anni, ero una grande appassionata, ricordo anche che mi entusiasmavo per ogni piccolo risultato, anche magari per una semplice promozione, ecco, ad una categoria sociale, perché comunque avevo diciamo molto interesse per questo gioco e lo praticavo con entusiasmo. Il problema è che all'epoca non era diffuso il gioco degli scacchi tra i coetanei, e quindi non c'era tutto il movimento che è presente oggi nelle scuole, e quindi a causa di questa assenza di coetanei sostanzialmente insomma un po' mi allontanai dal gioco degli scacchi per dedicarmi poi a molti altri interessi sportivi. Sono diciamo ripreso a giocare a scacchi a 15 anni a causa di un infortunio, perché praticavo sport a livello agonistico nell'atletica leggera, praticavo anche sport a livello agonistico nella pallavolo, e avevo anche dei risultati molto incoraggianti, però ahimè un infortunio alla caviglia mi tenne lontana per un certo periodo di tempo, però fu l'occasione per ritornare a 15 anni a giocare a scacchi. E devo dire che poi da quel momento, salvo vari stop and go per motivi di studio o di lavoro, poi non ho più lasciato, insomma non mi sono più allontanata. Magari il mio interesse è mutato nel tempo, precedentemente giocavo i tornei più assiduamente, poi mi sono dedicata diciamo all'aspetto dell'insegnamento, e quindi mi sono cimentata in qualità di istruttore di scacchi, e nel tempo poi insomma il mio interesse ulteriormente si è espanso. Adesso insomma rivesto un incarico all'interno del Consiglio federale, sono consigliere in quota istruttori, ecco, questo giusto per insomma sintetizzare alcune tappe salienti dell'evoluzione scacchistica, per quanto non ho abbandonato il gioco a tavolino, però le occasioni per giocare ai tornei si sono diradate moltissimo. Molto bene, molto bene. Bene, allora la stessa domanda a Veronica, che introduco brevemente, una scacchista del Veneto, una figura molto importante da molto tempo nel Veneto e soprattutto nella provincia di Venezia, perché è dirigente e presidente del Circolo Capablanca di Mestre. Io la conosco da tanto tempo, veramente tanto tempo, ed ha fatto risultati notevoli anche come scacchista, e naturalmente divulgatrice del gioco degli scacchi, e chi più ne ha più ne metta. Bene Veronica, allora dici qualche cosa sul tuo ingresso nel gioco, in questo gioco. Allora, io ho iniziato piccolissima, un po' come diciamo punizione da parte di mio nonno. Non ero proprio una bambina tranquillissima, ero abbastanza vivace. Infatti adesso sto un po' pagando con i miei figli e mi rivedo interamente in loro. E sostanzialmente ho rotto un importante oggetto in giardino di mio nonno, e lui si è stufato del mio ennesimo guaio e mi ha messo davanti a una scacchiera di legno, mi ricordo, con i pezzi proprio fatti a mano,
tavolino proprio intarsiato, la scacchiera tutta di legno fatta a mano. Mi ha detto: adesso tu fai quello che vuoi, ma stai qua ferma. Lui nel frattempo, mi ricordo, aveva il Commodore 64, giocava a scacchi, e ho iniziato, cosa che penso i miei genitori non avrebbero mai pensato con il mio carattere, a innamorarmi di questo gioco. Devo dire che sono un po' anche figlia d'arte, perché giocava mio papà, mio nonno aveva insegnato, nonostante avesse 2 figlie femmine, sia a mia mamma che a mia zia a giocare a scacchi. La sera giocava con mia nonna anche a scacchi, quindi era un po' uno sport di tutti. E ho iniziato i primi tornei a 5 anni e mezzo e mi sono proprio appassionata. Ricordo ancora i primi video di mio papà a cui pareva impossibile che stessi seduta per 5 minuti in una partita. E poi ho avuto le mie soddisfazioni di cui ne sono fiera, e per poi darmi, diciamo, al ruolo di mamma e divulgatrice degli scacchi. Adesso sono, insomma, in un nuovo ruolo come consigliera federale accanto anche a Francesca, provando questa, per me, anche una nuova sfida, dico la verità. Molto bene, molto bene. Bene, allora passiamo a Roberta, Roberta che con la stessa domanda. Anche Roberta la conosco da tantissimo tempo, ancora da quando giocava anche la sorella di Roberta, e c'era il papà a Porto San Giorgio che era uno scacchista. Dopodiché è rimasta una conoscenza importante, un'amicizia importante, perché appunto, essendo lei di Trento ed è una promotrice, diciamo non so come dire, il motore dello scacchismo del Trentino, ecco, e tra l'altro anche come me ingegnere, quindi anche in quel caso lì abbiamo avuto una conoscenza dell'affinità. Bene Roberta, vai con la tua esperienza e con i tuoi primi passi, i primi tornei e le prime soddisfazioni nel gioco degli scacchi. Allora, innanzitutto grazie di questa super presentazione, di questo invito, e saluto i nostri spettatori Twitch e non so se qualcun altro ci segue anche eventualmente sempre dal nostro link. Allora sì, come hai detto tu, ci siamo conosciuti a Porto San Giorgio. Io di fatto sono cresciuta nei tornei a Porto San Giorgio. Sì. Mi ricordo che lì ho preso, mi sa, sia la terza nazionale che anche la seconda, insomma, o qualcosa del genere, o forse al torneo di arco la terza nazionale e a Porto San Giorgio la seconda, insomma, quindi sono importanti tappe della mia vita scacchistica a Porto San Giorgio. Sì, ho cominciato anch'io molto, molto piccola, quindi 4 anni. Mi ricordo la prima partita che ho fatto con mio padre. Mi ha messo davanti, non era per punizione, anzi dopo diceva aspetta a crescere che poi giocherai, e quindi mi ha lasciato questa voglia di giocare, che guardavo lui che giocava e dice no, tu sei troppo piccola, quando adesso per noi sembra impensabile, no? Non mettere davanti la scacchiera un bambino di 5-6 anni o non metterla a giocare proprio a un torneo. E quindi niente, quindi prima partita iniziamo a fare le nostre mosse, perdo, perché ovviamente a 4 anni cosa vuoi, butto tutti i pezzi all'aria, proprio faccio cioè la classica cosa che non si fa, e che però grazie a quell'esperienza alla fine si riesce sempre a utilizzare come motivo da portare insegnamento agli altri. E quindi lo racconto ben volentieri, ecco, perché mio padre quella sera lì mi ha detto no, non si fa, devi imparare a perdere, questo è un gioco. Ecco, quindi, bisogna saper perdere. Sì, perché poi avere i classici insegnamenti che no, ma proprio a Porto San Giorgio, un aneddoto lo ricordo lì, ero ormai tranquilla di vincere, avevo 2 pedoni che andavano a promozione, quindi uno dei 2 andava a donna sicuro, mi sono strarilassata, sono riuscita a perdere quella partita con la donna che stava là, pronta per
per fare regina, cioè col pedone pronto per fare regina. Dall'arrabbiatura, mi ricordo, ho fatto almeno 2 volte il giro del palazzetto dello sport, ecco, che tutti noi ci ricordiamo. Ecco. Sì, perché alla fine, bene o male siamo conosciuti anche noi a Porta San Giorgio, no? Veronica, Sì, ho visto i vari successi di Veronica, di Francesca, anche bene o male a Porta San Giorgio. Sì. Ecco. E come hai detto tu all'inizio, nel lontano, cos'era, 97, 98? Sì, 96. c'erano i femminili, c'erano i campionati femminili, ma io mi ricordo il primo, erano 12 partecipanti. Certo. 12. Adesso ogni ragazzina, parliamo delle ragazzine, ha sempre dietro di sé lo stuolo di maestri, magari, e poi non sono più 12 persone, ma sono anche 30, 40 giocatrici che partecipano. Ecco, quindi niente, ecco, quindi questo è un po' il mio incipit alla scacchiera, è stato così. Ecco, poi sicuramente come tutti noi, come tutti voi, non riusciamo a immaginare una vita senza gli scacchi. Questo sicuramente, proprio. Ecco, e da allora infatti non si può stoppare. Non ci si ferma. Bene. No. Senti, Veronica, passiamo un attimo al discorso, diciamo, del Consiglio federale, che questa per te è la tua prima esperienza nel Consiglio federale. E precedentemente hai ricoperto moltissimi incarichi a livello locale e regionale, e ora invece fai parte del Consiglio federale e anche del Consiglio di Presidenza, mi pare. All'interno del Consiglio federale sei coordinatrice di alcuni gruppi di lavoro, Sì. mi pare lo sport paralimpico, lo sviluppo attività femminile, e fai parte di altri gruppi. Ecco, quali sono le tue prime esperienze in questi gruppi, nei lavori di gruppo, e cosa ci puoi dire, insomma, di significativo o di interessante per i nostri spettatori? Certo, allora diciamo che per scegliere di buttarmi nel mondo della federazione non abbiamo scelto un gran anno a causa della pandemia, però infatti un po' anche le commissioni sono sempre svolte, ma ovviamente un po' rallentando e sulla base di quella che è il problema della pandemia. Devo dire che per me è una prima esperienza, come un po' l'esperienza della nascita di queste commissioni. Sostanzialmente è un qualcosa nato proprio dalla nuova presidenza di Maggi. Io faccio parte di varie commissioni, siamo riusciti ad attivarle tutte. In particolare faccio parte appunto della commissione femminile anche con Roberta e Giulia Tonel, che saluto. Ci siamo già attivate per questa commissione proprio per tornei, al momento eventi online, però abbiamo intenzione comunque di sviluppare questa tipologia di, insomma, vari eventi, vari programmi proprio per la formazione e lo sviluppo del settore femminile. In ogni caso penso siano proprio anche commissioni che mi appartengono, un po' come la commissione paralimpica, che vede sostanzialmente l'organizzazione di collaborazione tra quello che è le varie, diciamo, circoli, le varie associazioni di ipovedenti, le associazioni che sono già presenti, realtà ancora magari piccole e non proprio diciamo così sviluppate, che poi insomma ci stiamo impegnando a sviluppare e a far collaborare. Lo scopo è proprio cercare di organizzare anche tornei le Olimpiadi, tornei olimpici. Per quanto riguarda le altre commissioni, principalmente ci stiamo basando soprattutto su un discorso di regolamenti,
uno sviluppo, un'altra commissione che è la commissione atleti, sta cercando poi di dare un punto di riferimento agli atleti che andranno poi a rappresentare la federazione ai campionati europei e ai mondiali, o comunque a tutte quelle manifestazioni svolte per conto e per nome della federazione. Poi cosa posso dire? Effettivamente al momento, diciamo, siamo un po' limitati visto queste diciamo, necessità e questo momento, quindi siamo tanto organizzati anche proprio per diciamo problemi o comunque organizzazione di eventi prettamente online, anche se devo dire siamo riusciti a organizzare il campionato italiano giovanile Under 18, di cui magari ti parlerò anche dopo, a Salsomaggiore in presenza, cosa che insomma anche la FIDE su alcuni eventi ha sempre un po' aspettato, soprattutto quest'anno, e si è sempre basato su una struttura hybrid. Certo. Quindi insomma penso che stiamo facendo un buon lavoro. Devo dire che essendo la mia prima esperienza sono anche stupita di tutta, diciamo, l'organizzazione e la possibilità di avere a che fare con tante persone che si danno veramente da fare, oltre a noi come consiglieri, ma proprio al di fuori, che non pensavo, perché comunque ogni commissione ha una media di 10-12 componenti. Quindi devo dire che insomma tutto funziona se c'è un buon gruppo, no? E così sempre impariamo, insomma, alla scuola piuttosto che al lavoro. E devo dire che in ogni commissione c'è un buonissimo e bellissimo gruppo di lavoro di varie persone con varie, insomma, esperienze diverse che possono sicuramente dare un loro contributo. Certo, certo. In effetti è così, ho visto proprio che ci sono moltissime commissioni, molte più di una volta, c'è una grande partecipazione e c'è anche una importante presenza femminile che ai miei tempi, sono stato anch'io consigliere federale, non c'era assolutamente e il valore aggiunto c'è sicuramente. Veniamo a te, Roberta. Tu gli incarichi che hai ricoperto, come dicevo prima, che ricopri e tuttora, sono numerosissimi: presidente di circolo, delegato provinciale, istruttore nazionale, tutor, e anche nell'ultima diciamo nell'ultima riunione le ultime elezioni ti sei presentata e per poco non entravi anche tu nel Consiglio federale, se non vado errato, e comunque sì. Adesso in ogni caso fai parte di diversi gruppi e commissioni. Ci vuoi dire la tua esperienza, i lavori che state facendo, i gruppi a cui appartieni? Sì, infatti qua non facciamo altro che aggiungere negli anni diversi impegni, quindi come tempo fa avevo detto a qualcuno, no, non facciamo che navigare in questo mare degli impegni, delle responsabilità e quant'altro, e perfezionarci nel saper poi nuotare oltre che rimanere a galla, perché ecco, quindi c'è la differenza anche, no, nella sopravvivere a questi impegni, certo. Però ecco, riuscire anche a condurli. Sì, l'ultimo anno è stato interessante perché sì, ho avuto i miei 3 minuti di celebrità nella presentazione alle candidature e mi sono presentata sì come eventuale servizio alla federazione, ma sono comunque contenta di rimanere al momento lato trentino, perché comunque c'è tanto da fare, perché si esce da un periodo, come ha detto Veronica, comunque difficile, e quindi anche nel piccolo Trentino c'è da ripartire. Ecco, da ripartire anche con attività e anche banalmente con l'online, però sì, c'è da ripartire. Quindi
ben venga queste esperienze che possono fare da traino, queste esperienze come stasera con questa vostra super organizzazione, perché Veneto super, ecco, e quindi sì, insomma, può essere sicuramente anche di sprono, ecco, anche per noi, per me e per gli altri. E i vari ruoli che nell'ultimo anno appunto sto ricoprendo sono consigliere delle commissioni grandi eventi, organizzazione grandi eventi e pianificazione e sviluppo e commissione femminile, quindi con Veronica e Giulia. Ecco, e Giulia Tonelli. Sta sentendo? Sì, Giulia Tonelli, sì. Sì, diciamo che abbiamo avuto il nostro primo battesimo proprio con l'impegno con la commissione femminile. Abbiamo fatto il nostro video, abbiamo raccolto tutte le figure, o perlomeno la maggior parte delle figure femminili, sia come giocatrici che come istruttori, che come arbitri, che come dirigenti, ma anche come i nostri punti saldi all'interno della federazione, quindi la nostra Elisabetta, ecco, segretaria della federazione, che ormai è il nostro punto di riferimento. Sì, ecco. È sempre lei. È sempre lei, sì, vabbè, sì, l'hai anche conosciuta. E comunque, Elisabetta Ambigaro, mi pare, no? Sì. E veramente la cosa veramente buffa, cioè buffa, insomma, particolare. I nostri riferimenti in federazione, quindi Elisabetta e Mauro, che sono nati nelle giornate proprio importanti per gli scacchi, per la FIDE e per la federazione scacchistica italiana. Insomma, sono delle date che dico, ma cos'è? Uno deve avere nel curriculum per essere preso all'interno della federazione. Ecco, vabbè. Ma sì, quindi sì, è un anno, come ha detto anche Veronica, che si è partiti al cercare di rincorrere le varie emergenze, per cui adesso prima c'era il discorso CIG, poi adesso c'è il discorso CIA, vedremo, ecco, diciamo l'ultimo discorso a cui stiamo lavorando è proprio il discorso del CIA, di come poterlo anche condurre direttamente come federazione, quindi del campionato italiano assoluto, ecco, che già vede 28 giocatori big. Ecco. Ok, bene. Allora, adesso prima di passare, diciamo, in particolare a vedere un attimino qual è la struttura FSI e le commissioni che operano nel campo giovanile e scolastico, in cui l'intervento ci sarà l'intervento di Francesca che opera in maniera molto importante ed efficace in questi campi. Mi fermerei un attimo per sentire dal moderatore Dario se c'è qualche domanda. Io farei una breve pausa per le domande, se ci sono. Dario. Ancora qualche domanda deve ancora arrivare, ce ne sono alcune di un po' così comuni, un po' banali. Ce ne sarebbe una per tutte e tre le scacchiste, volendo, se vuoi un attimo interrompere l'argomento, o se al limite si può fare dopo. Cosa vuoi fare, Sergio? Vado con la domanda? Sì, dai, partiamo con la domanda, vai. Allora, io avevo una domanda per tutte e tre voi. Mi rivolgo anche e soprattutto alle scacchiste donne che sono in voi. Non so se avete sentito la recente notizia che Nona Gavrindashvili ha fatto causa a Netflix per $5 milioni, in quanto c'è un'affermazione nell'ultima puntata dichiarata anche sessista, oltre che sminuente nei confronti della campionessa. Posizione che Nana Gavrindashvili ha preso, io premetto subito, con la quale sono completamente d'accordo, ma paradossalmente questa serie, che ha portato tanto beneficio al nostro sport, ha anche portato un pochino questa nota stonata, questa spiacevole cosa proprio nell'ultima puntata e nel momento forse più clou di tutta la storia.
Tra l'altro l'affermazione è che, la cito così velocemente, si parla della protagonista, che è Elizabeth Harmon. L'unica cosa insolita di lei è il suo sesso, davvero, e anche questo non è un'eccezione in Russia. C'è nonna Gabrindashvili, ma è la campionessa del mondo femminile e non ha mai affrontato uomini. Questa è la famosa frase nell'ultima puntata che ha scatenato tutta la querela. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate voi. Come mai una serie televisiva che ha valorizzato gli scacchi ha fatto, ad esempio, questo capitombolo, secondo me, su un'affermazione di questo tipo, tanto che la campionessa georgiana aveva chiesto in via ufficiosi a Netflix di ritrattare, e Netflix ha risposto che si vedranno in tribunale. Chi vuole partire? Non so, sentite. Chi vuole rispondere a questa impegnativa domanda? Allora, io posso dirti Monica, che forse avrei fatto la stessa cosa, nel senso che va proprio da giocatrice a sminuire tanto tutte le volte che giochiamo i tornei assoluti. Le, diciamo, poche volte che vengono poi distinti tra i tornei tra femminili e maschili, quindi solo in eventi eccezionali, di cui, dico la verità, sono fiera, perché io ho sempre voluto comunque giocare tornei assoluti, però bisogna darci, insomma, anche valore, visto che comunque è palese che numericamente siamo sempre di numero e disponibilità inferiore, e quindi è uno sforzo probabilmente maggiore poterci raffrontare con i maschi, quindi insomma viene tanto sminuito un titolo solo femminile e non un titolo, insomma, di una persona che effettivamente ha giocato e si è confrontata anche con l'altro sesso. Quindi io avrei fatto la stessa cosa, ti dico la verità. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire la Allora, tua... sì, io vorrei capire, diciamo, un passaggio. Chi è che pronuncia questa frase nella serie? Perché io l'ho seguita anche e non ricordo il passaggio. Chi è che pronunciava questa frase offensiva? Allora, in questa frase è il narratore intorno al 30° minuto circa dell'ultima puntata, mentre si vede inquadrata la protagonista che sta andando verso la partita contro Borgov, pronuncia questa frase qui. Ok. Allora, devo dire che non ricordavo questo, io ho seguito la serie, però non ricordavo questo, insomma, episodio spiacevole. Allora, io devo dire questo, che come scacchista mi sono ritrovata talvolta in presenza di, diciamo, di frasi e luoghi comuni sulle donne che giocano a scacchi. Mi spiace che questo tipo di, insomma, espressione sia anche stata preferita all'interno di un film, di una serie appunto così tanto nota. E bisogna sicuramente cercare, ecco, qui dovremmo essere anche le scacchiste compatte in questo, proprio di smantellare un certo tipo di mentalità che tende comunque a vedere la donna che gioca a scacchi come figura, non come una protagonista, come diciamo una figura secondaria o marginale che magari non ha la stessa qualità di gioco dei colleghi uomini. Quello che si dice nel film è purtroppo espressione di una mentalità che davvero bisogna cercare di superare, e questo insomma, al di là della causa che è stata avviata insomma, dalla scacchista in questione, bisogna cercare proprio dal mio punto di vista, a livello di veramente di movimento scacchistico e anche diciamo in generale, e poi delle scacchiste in particolare, di dare dimostrazione con i fatti che questo tipo di mentalità va assolutamente superata. Ripeto, di frasi spiacevoli io nel corso degli anni qualche volta mi è capitato di ascoltarne, ecco, purtroppo in tempi ben più recenti rispetto al tempo in cui è stato rappresentato il film. Sono episodi che davvero vanno stigmatizzati e soprattutto devono essere superati.
perché è tempo che insomma anche la mentalità, che vengano meno tutti gli stereotipi afferenti alle donne che giocano a scacchi, che vengano finalmente superati. Io però qui un elemento di riflessione lo farei e mi interrogo su questo, cioè se sia effettivamente un bene che diciamo persistano i tornei femminili. Questo è un interrogativo generale, cioè gli scacchi sono lo sport della mente, però vengono disgiunti i tornei misti, maschili misti e tornei femminili. Ecco, io questa una riflessione intorno a questa suddivisione negli anni un po' nel tempo me la sono posta, da scacchista che ha giocato tanti tornei femminili, attenzione, quindi però ecco mi interrogo se sia realmente positivo questo, ripeto, nell'ambito dello sport della mente, oppure se forse si debba un po' anche rivalutare questa situazione. Mi interrogavo ad esempio poco tempo fa, noi abbiamo nei tornei già dalla categoria under 8 vengono separati i bambini dalle bambine. Ecco, forse anche un po' per superare alcuni preconcetti bisognerebbe anche interrogarsi se sia realmente positivo fare tornei maschili e femminili fin da quando i bambini hanno 8 anni, ecco, anche al fine di superare questo tipo di mentalità, insomma. Un po' come il discorso delle quote rosa, se vogliamo, no? Che anche quello è una cosa su cui riflettere e vedere se è una riflessione aperta, ripeto, io non ho la risposta a questo interrogativo, però forse è il caso di porsi questa domanda, cioè la donna non è meno intelligente dell'uomo fondamentalmente, allora per quale motivo nell'ambito di uno sport che è lo sport della mente, forse ci si deve interrogare se si vanno a sedimentare alcuni pregiudizi, anche perché vengono separate le due categorie. Però ripeto, è un interrogativo aperto, io non ho la risposta, però ecco, su questo mi sono interrogata in tempi più recenti varie volte. Ma Francesca, mi allaccio alla tua riflessione / provocazione. Qualche maestra proprio a scuola mi ha sempre chiesto questo, no? Quindi dice: ma perché ci sono queste categorie diverse così? Perché non possono giocare insieme? Esatto. E la risposta che ho sempre dato è: queste sono le categorie perché comunque c'è l'opportunità di far giocare anche le ragazze, o comunque chiedendo direttamente alle ragazze stesse: volete giocare con loro? Con i maschi, con i ragazzi? Loro hanno detto no, cioè spesso mi davano queste risposte. Mi davano risposte del tipo: posso fare se giochiamo fra di noi sì, se no no. Quindi magari anche questo è da considerare, che a volte spaventa il confronto. Probabilmente, però per esempio ricordo un episodio, un elemento tatto da quando facevo l'istruttrice di scacchi. A Barletta ci sono stati alcuni anni in cui abbiamo avuto un vivaio di giovanissimi adolescenti, sia maschi che femmine, piuttosto promettenti, che hanno anche ottenuto dei risultati molto positivi, incoraggianti nei giochi sportivi studenteschi, insomma nei TSS. Una volta le ragazze chiesero espressamente, cioè si rifiutavano di fare il torneo femminile, dissero che volevo fare il torneo misto, cioè una squadra di 4 ragazze veramente brave e promettenti. Loro fecero il torneo maschile misto e lo vinsero. Era una categoria di scuola media, quindi stiamo già parlando di ragazze che non sono esattamente bambine di 8 anni che sono avviate appena scolarizzate, e questa è stata una cosa che mi è rimasta impressa, cioè queste ragazze così giovani che intanto hanno chiesto espressamente loro di fare il torneo maschile misto e che poi l'hanno pure vinto, quindi diventando campionesse regionali, cioè in questo torneo che era maschile misto. Quindi su questa divisione che già compare a 8 anni, cioè io mi immagino, no, bambini così piccoli, ma perché a 8 anni la bambina deve andare a giocare con le altre bambine e non può giocare con gli altri coetanei? Ecco, ripeto, io non ho la risposta a questa domanda, però penso che su questo ci si debba interrogare. Io a 8 anni avrei voluto giocare con coetanei, non soltanto con femminucce, ma con coetanei, di entrambi i sessi. Io penso sia una cosa partita anche un po' di incentivo alle bambine, e credo sia anche una cosa proprio numericamente fattibile, proprio perché dando un incentivo alle bambine cerchi di dare un numero, non dico paritario a quelli che sono i maschi che giocano, ma insomma dare almeno un input affinché si considerano tali.
Non penso sia tanto forse una differenza perché siano più o meno intelligenti, è proprio perché almeno tutti gli anni che ho visto io, i tornei che ho fatto io, e obiettivamente probabilmente anche adesso, in ogni assoluto, anche di categoria A, B, C, divisi per fascia elo, tu trovi 1, 2, 3 femmine sostanzialmente, quindi c'è proprio un'esigenza in quel caso comunque di fare un torneo assoluto che ci sta, però è anche vero che diciamo così vai a fare un paragone maschi e femmine, però nello stesso tempo è un po' naturale, più difficile andare poi a togliersi in una classifica dove sostanzialmente c'è una donna ogni 10-15 ragazzi. Ho capito, ma quella donna può anche vincere anche vincere il torneo, cioè se noi invece differenziamo, cioè perché la bambina deve avere l'incentivo, ecco io su questo piuttosto che mi interrogherei, cioè la bambina deve imparare che deve fare il torneo con tutti gli altri bambini e non necessariamente deve partire con ma non a magari 8-10 anni, insomma. Se ha l'incentivo, certo. Secondo me, insomma, ci sta per aiutarla. Poi è un problema, parlo io che ho sempre giocato assoluti, sì, poi effettivamente la risposta non c'è. È un problema aperto. È un problema aperto e probabilmente ci sono delle idee che hanno anche il loro tempo, cioè probabilmente alcune proposte, alcune idee sono nate da parte di vari organi, delle varie strutture per incentivare un movimento e potrebbero anche essere valide fino a un certo momento, fino a un certo periodo e poi queste possono anche secondo me decadere, insomma, ecco, perché c'è anche il discorso che se non ci fossero state magari sarebbe stato più difficile per le ragazze pochissime entrare in un certo mondo. Poi dopo un po' certe idee vanno scardinate, insomma, e chiaramente devono partecipare sia le stesse figure femminili, sia le stesse donne e un pochino devono cambiare anche gli uomini, ecco, direi, cioè perché il mondo scacchistico, lo dico diciamo dalla parte mia come uomo, credo che sia stato un mondo molto misogino, molto chiuso in tutti i campi, sia nel campo del gioco sia nel campo anche delle direzioni arbitrali. Infatti non era facile per una donna riuscire ad arrivare a certe posizioni. Ecco. Vabbè, comunque diciamo che è da ripensare, sono d'accordo con Francesca che vanno ripensate certe cose, vanno analizzate con molta attenzione. Va bene, allora veniamo un attimino a parlare della struttura FSI e delle commissioni che operano, dicevo prima, nel campo giovanile scolastico e quindi dei progetti, dei lavori in agenda delle commissioni, dei gruppi di lavoro che in qualche modo gravitano intorno agli scacchi nel mondo giovanile. Credo che Francesca, tu, soprattutto tu, possa dire molto su questo e quindi parlarci un attimino rapidamente dell'organizzazione della struttura centrale e poi introdurre il discorso sulle commissioni didattica a scuola, scacchi a scuola e i vari gruppi di lavoro. Okay. A te, Francesca. Allora, dunque faccio una piccolissima premessa cercando di essere più sintetica possibile. Volevo dire due parole su come sono arrivata preliminarmente a candidarmi, insomma, all'interno del Consiglio FSI e poi arrivo alla tua domanda. Diciamo che, come ho detto nell'introduzione, io sostanzialmente ho cominciato come giocatrice, c'è stato un percorso. Ho cominciato come giocatrice, poi sono diventata insegnante nella scuola primaria, parallelamente sono diventata anche istruttrice FSI, quindi mi sono anche un po' cimentata con l'insegnamento del gioco degli scacchi, questo più o meno ho cominciato da quando avevo 18 anni e poi ho continuato fino a quando poi non sono diventata dirigente scolastica e quindi ho maturato esperienza sia nell'ambito scolastico che nell'ambito scacchistico, quindi il mio intento
intento fin diciamo dalla mia candidatura era un po' cercare di mettere a disposizione quelle che sono le competenze che ho acquisito nell'ambito scolastico a disposizione della federazione, affinché per potermi rendere utile all'interno proprio del lavoro magari di commissioni maggiormente focalizzate nell'ambito scolastico e della formazione. Ecco, questo come incipit. Rispetto alla domanda che tu mi facevi, la struttura centrale, dunque la struttura centrale è sostanzialmente descritta all'interno dello statuto. Noi abbiamo organi nella federazione che sono centrali, altri organi che sono periferici e poi ci sono degli organi di giustizia. Nell'ambito degli organi centrali noi abbiamo l'Assemblea nazionale, che è anche l'Assemblea elettiva, che sostanzialmente poi elegge il Presidente federale ed il Consiglio federale. Altri organi centrali poi sono il Segretario generale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Per focalizzare la nostra attenzione sul Consiglio federale, essendo io una consigliera eletta in quota istruttori, diciamo che è un organo che dura in carica 4 anni, quindi questi 4 anni sono coincidenti con il quadriennio olimpico. Naturalmente il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'FSI e poi vi sono altri 10 consiglieri. Il Consiglio come sua organizzazione si riunisce perlomeno 4 volte l'anno, anche se devo dire che con la nuova presidenza noi siamo stati convocati, ci siamo riuniti ogni mese, sostanzialmente fino ad oggi in videoconferenza, tranne che nella prima riunione a dicembre, in cui siamo stati in presenza dopo per l'insediamento del Consiglio. Tra le numerose competenze del Consiglio federale, che è un organo fondamentale per la realizzazione dei fini statutari, noi abbiamo la nomina delle commissioni che operano all'interno della federazione, e qui il Presidente Maggi ha portato fondamentalmente un certo rinnovamento, perché ha senz'altro rinominato quelle che sono proposto al Consiglio di nominare quelle che sono le commissioni storiche, e in aggiunta poi ci sono una serie di nuove commissioni che sono sorte per dare un'organizzazione a tutta l'attività della federazione nelle sue varie sfaccettature. Per arrivare a quelle che sono le commissioni in cui io sono qui personalmente coinvolta, come ho detto poc'anzi, che sono presente principalmente in quelle commissioni che sono relative al settore scolastico, che hanno riflesso su questo settore, o comunque commissioni che sono legate al mondo della formazione, che sono un po' quelle che per mia anche competenza professionale, sono quelle in cui potevo essere maggiormente utile. Veniamo alle prime commissioni, quelle in cui io sono coordinatrice, quindi la Commissione Didattica Giovanile Scuola e poi la Commissione degli Istruttori. Questo, che come ha accennato già nell'intervento precedente Veronica, il Covid ha influenzato molto l'operato di alcune commissioni. Ad esempio, nell'ambito dell'attività della Commissione Didattica Giovanile Scuola ci siamo trovati fin da subito a dover valutare se realizzare o meno i TSS, CS in presenza, il trofeo scacchi scuola, che tradizionalmente è sempre stato effettuato in presenza, e abbiamo purtroppo dovuto constatare che a causa dell'emergenza epidemiologica non sarebbe stato fattibile realizzare in presenza questo tipo di manifestazione. A quel punto abbiamo promosso una prima sperimentazione che si è svolta in Puglia nel maggio scorso, con il campionato scolastico regionale di scacchi online, un torneo a squadre che sostanzialmente si è svolto in modalità hybrid, quindi c'erano degli studenti che giocavano da scuola ed erano connessi al computer e in collegamento avevano gli avversari. E il tutto si è svolto nel mese di maggio. Ci sono state alcune giornate in cui hanno giocato gli studenti, ogni torneo si è svolto nell'arco di 2 mattine e il risultato è stato abbastanza positivo, è stato confortante. Avevamo 1000 interrogativi, 1000 dubbi, chiaramente era la prima manifestazione di questo tipo, avevamo problemi anche perché nell'organizzazione del torneo la piattaforma che abbiamo utilizzato, l'Arena Junior, non dialogava direttamente con Vega, quindi abbiamo trovato un sistema per cercare di strutturare i turni e poi inserirli all'interno della piattaforma. C'è stata una bella organizzazione e il torneo si è svolto con risultati positivi.
tanto che ci stavamo interrogando se riproporre questa manifestazione in aggiunta ai tradizionali TSS, non certo in sostituzione. Un altro aspetto che evidenzierei, cercherò di essere, ecco, qui sintetica a pochi minuti perché non vorrei insomma eccedere anche nella tempistica, un altro aspetto fondamentale è quello della formazione, e qui vorrei spendere alcune parole per evidenziare l'utilità della formazione degli insegnanti in particolare. Ne abbiamo parlato anche durante la conferenza istruttori che si è svolta nello scorso mese di agosto a Salsomaggiore in occasione appunto dei Ciganda 18. Io ritengo, e questo è una posizione insomma che condivido con il gruppo di lavoro e le commissioni relative alla formazione, che l'aspetto della formazione degli insegnanti sia di fondamentale importanza. Intanto l'insegnante deve essere preliminarmente chiaro questo, che non deve diventare il competitor dell'istruttore, cioè insegnante ed istruttore, insegnante di scuola ed istruttore di scacchi devono avere domini sostanzialmente diversi nell'ambito del campo di applicazione della loro professione. Però l'insegnante, se partiamo dal presupposto che la finalità principale che abbiamo è anche quella di diffondere in maniera capillare il gioco degli scacchi all'interno delle scuole, perché è proprio lì il nostro vivaio a partire dal quale insomma noi possiamo espandere il numero di scacchisti e cercare poi di formare un importante numero di giocatori anche di una certa levatura. Gli insegnanti possono fare la differenza nell'ambito della partecipazione delle scuole, dell'accoglimento anche delle progettualità dei progetti che vengono presentati di scacchi. Se l'insegnante viene formato anche a livello embrionale su quelli che sono i rudimenti degli scacchi, da un lato potrà realizzare all'interno dei percorsi scolastici delle unità di apprendimento in cui utilizzare gli scacchi per far conseguire ai propri alunni degli obiettivi didattici, da un lato. Dall'altro lato, se l'insegnante comprende l'utilità del gioco degli scacchi, è probabile che si faccia portavoce all'interno del proprio collegio dei docenti dei progetti di scacchi che vengono presentati presso quelle scuole, e quindi la formazione, l'insegnante può diventare la testa di ponte tra la presentazione di un progetto di scacchi e la sua realizzazione all'interno di una scuola. Ecco perché con il gruppo di lavoro accreditamento MUER, che è un gruppo di lavoro che è presente all'interno della Commissione Scuola Federale, stiamo facendo il percorso per far diventare la federazione un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per erogare formazione. Questa è la nostra, finalità maggiore, e quindi stiamo lavorando in questa direzione. Io adesso ho cercato di sintetizzare per quanto possibile, spero di essere stata sufficientemente chiara. Ok, bene, allora io vorrei fare un'ultima domanda a Roberta, chiederei di essere sintetica perché siamo proprio in chiusura del programma, sulla sua esperienza nei gruppi di lavoro, dicendo rapidamente le cose più significative che stanno facendo, che sta facendo con le altre persone. Sì, come ho detto prima, allora in cantiere abbiamo per l'anno prossimo una nuova manifestazione, un nuovo magari video, non lo so Veronica, che si può fare, o qualcosa di ancora non anticipare troppo tecnologico, vediamo un po', per la parte femminile, perché è giusto, come diciamo prima, comunque darci questo risalto. E niente, poi sì, le altre commissioni, in particolare su pianificazione e sviluppo, dobbiamo completare il discorso proprio di analisi, di proposte per la nuova idea di tesseramento magari, o determinate altre proposte. Io direi che sinteticissima. Grazie. Grazie Roberta. Io ringrazio tutte quante voi e lascio la conclusione a Dario per se c'è qualche altra domanda, e vi saluto e spero di vedervi quanto prima. Arrivederci. Ciao. Sergio, grazie. Ciao. Eccoci qua, allora concludo io.
Niente, ci sono ancora alcune domande che avevo piacere di porvi. Una intanto a Roberta, visto che è colei che aveva iniziato a parlare, finisce con Sergio e continua a parlare con me. Allora, diciamo Roberta, mi rivolgo a te anche come individuo scacchista che c'è in te. Tu hai ormai una ventennale esperienza nel mondo scacchistico e nella Federazione Italiana, sia come giocatrice che come istruttore e dirigente. Ecco, nella tua esperienza esiste un mix che permetta di portare, secondo te, gli scacchi verso un percorso che parta da un'idea di risorsa per poi attuare un processo magari di decision making o di problem solving? Sì, sicuramente hai centrato nel punto. La mia propria evoluzione che sto riscoprendo in me come istruttore in particolare è quella di trovare quel mix dall'esperienza lavorativa, quindi in ambito di gestione processi, di ottimizzazione, quindi legati anche alla parte proprio qualità, gestione qualità, con tutto ciò che di base come noi scacchisti siamo portati a fare, a trovare la mossa migliore, a cercare di sfruttare le risorse che abbiamo a disposizione sulla scacchiera e a decidere determinate mosse migliori rispetto ad altre. Quindi sempre di più, ma ricordo una delle ultime volte proprio durante una lezione ai bambini di quarta, terza elementare, e mi sono trovata a dire allora iniziamo a fare non tanto scacchi ma proprio problem setting e problem solving, magari applicato alla scacchiera con parallelismi su altre realtà che possono essere un problema di matematica, come un problema di come vestirsi la mattina, perché alla fine noi per prima cosa, se guardiamo fuori il cielo, se è nuvoloso, allora già definiamo determinate azioni, e quello è già un problem setting, perché stiamo vedendo allora forse piove, forse c'è il sole, e quindi già ci stiamo pianificando comunque una risposta e quindi un'azione. Ecco che sì, ricordo che anche le maestre lo avevano apprezzato, e sarebbe bello anche proprio approfondire, continuare su questo ambito, perché mai come con gli scacchi, lo sai anche tu Francesca sicuramente, l'avrai già associato 1000 volte questo binomio, problem solving e scacchi sono una cosa continua, ecco, sicuramente sono un binomio veramente indissolubile. Però ecco, quindi tutti i vari passaggi che poi fanno di noi delle scacchiste, passatemi il termine, macchine, perché alla fine noi siamo in grado di mettere in campo gli elementi, siamo in grado di mettere in campo le variabili, le varianti, e siamo in grado di mettere in campo anche le soluzioni, cioè le decisioni. Ecco che questo parallelismo poi si può anche proporre in ambito aziendale, perché no? In ambito di una lettura della scacchiera, ovvero dell'azienda, dove le nostre risorse, i nostri pezzi sono le risorse umane, sono il nostro personale, sono tutto ciò che poi gravita attorno alla nostra scacchiera, diciamo così. Ecco. E quindi un cavallo alato, come dice Paulesu, mezzo ciecato, com'è? c'è il termine che dice lui, scusami Paulesu, scusami Sebastiano, cavallo alato, mezzo dimezzato, vabbè, insomma, sempre queste associazioni in rima. Ecco che può essere il nostro, non so, un nostro impiegato, insomma una persona all'interno dell'azienda che magari potrebbe avere maggior potenzialità da mettere in gioco, invece si mette, non dico all'angolo, ma comunque in una posizione dove non si può esprimere al meglio. Ecco. Quindi sì, poi alla fine è questo il gioco dei vari manager, o comunque l'impegno e anche la scommessa di ogni manager di azienda, in qualche modo, quello di riuscire a mettere insieme tutte le risorse, dare loro la potenzialità massima,
e portare tutte le risorse nell'obiettivo comune per raggiungere insieme appunto lo scopo finale. E, cioè, ovviamente, no? Sono tutte cose che noi non ci accorgiamo, però comunque le vediamo già sulla scacchiera. Ecco, questo molto, molto in sintesi. E per noi magari è facile, per qualcun altro, altre persone, manager, super manager di super aziende, magari lo hanno già messo in pratica, ma senza fare un corso di scacchi, magari facendo corsi di leadership, di decision making, di tutti altri comunque progetti che poi sono sempre trasversali e poi possono ricadere anche nel mondo scacchistico. Quindi vediamo questa evoluzione personale a cosa mi porta. D'accordo, ecco, e un tema analogo che per certi aspetti si allaccia anche a questo, poteva essere una domanda rivolta a Francesca. Francesca, che visto l'importante ruolo nell'ambiente scolastico, oltre a quello rivestito all'interno della federazione che abbiamo appena sentito, e vista la quantità di volte che, grazie a te Francesca, gli scacchi sono stati presentati negli istituti scolastici in cui hai operato e non solo in quelli, ciò oltre alla tua indiscussa eccellenza scacchistica, quanto ritieni possano essere importanti gli scacchi per l'apprendimento dei ragazzi in età giovanile e quanto possono gli scacchi avvicinare i ragazzi alle loro capacità cognitive ottimali? Allora, questa risposta richiederebbe un'altra puntata. Comunque, sì, lo so. Allora, io sono una grande fan degli scacchi per quanto riguarda i benefici che possono portare nell'ambito dell'apprendimento e della crescita della persona. E ritengo che gli scacchi siano una palestra di crescita non solo cognitiva, ma anche metacognitiva. Cioè gli scacchi consentono da un lato di acquisire competenze che possono essere relative alle competenze disciplinari, ecco, definiamole in questo modo, perché migliorano le capacità logico-matematiche, migliorano la memoria tantissimo, migliorano le abilità visospaziali. Poi ci sono tutto un set di competenze che sono state riscoperte negli ultimi anni, le cosiddette soft skills, che gli scacchi vanno ad implementare, che possono essere competenze intrapersonali, competenze critiche, competenze interpersonali, che sono davvero fondamentali per lo sviluppo e la crescita della persona. Cioè quello che io ho cercato sempre di far capire non soltanto agli insegnanti ma anche ai genitori è che giocare a scacchi fa bene alla crescita della persona. Se anche un bambino giocasse un torneo perdendo tutte le partite, quel bambino avrà comunque fatto tesoro di un'esperienza che gli avrà consentito intanto di crescere in maturità per accettare la sconfitta. Oggi un atteggiamento tipico dei ragazzi che vogliono avere sempre ragione da quando sono piccolini, perché per tante situazioni magari si tende talvolta a viziarli un po' troppo, quindi si intende quasi il pianto come se fosse una frustrazione, e quindi ai bambini spesso le si dà tutte vinte. Benissimo, giocando a scacchi il bambino si rende conto che non si può avere sempre ragione, non si può sempre vincere. Nella vita bisogna imparare a tollerare da bambini la piccola frustrazione per imparare poi da grandi a gestire grandi frustrazioni. Impara a gestire e a risolvere problemi sulla scacchiera, come diceva prima Roberta, il problem solving. Si esprime creativamente perché deve individuare dei piani, deve osservare attentamente, cogliere caratteristiche delle posizioni, e poi se ha giocato ad un torneo a squadre anche avrà socializzato con i compagni, si saranno supportati tra di loro, perché comunque è anche un gioco di squadra, no? Gli scacchi lo diventano quando si fa un torneo a squadre, quindi che il bambino o la bambina vincano o perdano, acquisiscono un set di competenze importanti nella vita. Io ho parlato sempre anche della mia personale esperienza, cioè se sono arrivata magari a diventare un dirigente, io agli scacchi devo tanto, perché ci sono competenze del settore del management che si sviluppano proprio attraverso il gioco degli scacchi. Anche le prove concorsuali, gli scacchi mi hanno aiutato tanto a gestire il mio tempo, a risolvere delle situazioni che erano state poste anche problematiche all'interno delle varie prove, ad essere lucida, perché negli scacchi bisogna prendere decisioni
è nel tempo che viene dato a disposizione, e una mossa fa la differenza tra la sconfitta e la vittoria, quindi bisogna avere una lucidità enorme, e queste sono qualità che nella vita aiutano a potersi realizzare come persone. Tante volte vedo i genitori che si arrabbiano quando i figli perdono, e davvero non c'è niente di più sbagliato, perché ribadisco, la più grande vittoria è che un bambino o una bambina pervengano al gioco, imparino a giocare, mettano in pratica quello che hanno imparato, si divertano prima di tutto, e senza che loro lo sappiano acquisiscono una serie di competenze fondamentali. Chiudo dicendo che io alcuni anni fa ho anche promosso la realizzazione nella mia scuola di un progetto per l'inclusione degli alunni con una disabilità afferente agli aspetti comportamentali, perché avevamo alunni che avevano problemi di disturbo positivo provocatorio, erano iperattivi, e c'erano anche alunni con una forte irrequietezza comportamentale, quindi alunni che avevano una disabilità certificata. Facendo questo progetto, gli alunni hanno raggiunto un maggiore autocontrollo, una maggiore disciplina, i miglioramenti sono stati visibili e gli insegnanti stessi si sono meravigliati che alunni profondamente difficili poi siano diventati alunni con un maggiore autocontrollo. Ecco, solo questo dico per evidenziare le tantissime, i tantissimi aspetti positivi, tantissimi pregi del nostro gioco, che troppo spesso, magari in maniera anche superficiale nell'ambito scolastico viene relegato a momento di svago, di perdita di tempo, e non si capisce tante volte che invece apprendere questo gioco fa crescere prima di tutto i nostri studenti, le nostre studentesse, li fa crescere bene. Bella sintesi, Francesca. Su una cosa poi ha perfettamente ragione Francesca, che dal mio punto di vista per ognuna di voi ci vorrebbe una puntata, quindi abbiamo fatto questa trasmissione, ma mi auguro magari di rivedervi ognuna singolarmente per poter approfondire meglio ognuna le proprie esperienze, che secondo me sono molto molto interessanti. E infine stiamo sforando, ma per fortuna non abbiamo un palinsesto che ci vieta il secondo in più, e quindi comunque ho piacere di fare anche l'ultima domanda a Veronica, come si dice, the last but not least, cioè l'ultima ma non da meno. Però a Veronica, vabbè, che dire, tutto il suo palmarès, tutte le sue, la sua capacità di presidente, la sua capacità di divulgare gli scacchi ad ogni livello, eccetera. Però allora mi rivolgo un po' c'è anche questo. Come socio del circolo sei di parte e non puoi fare altrimenti. La mia domanda però mi rivolgo alla Veronica, donna scacchista ma anche mamma, cioè vista la tua recente elezione all'interno della federazione, domanda che poi ti ha fatto anche Sergio per altri aspetti, io invece volevo far trasparire un altro aspetto tuo, cioè che cosa ti aspetti da questo incarico, ovvero qual è la sfida che anche come madre di 3 figli, mamma di famiglia eccetera, qual è la sfida che rappresenta per te l'interpretazione di questo nuovo ruolo? Allora, anche per me gli scacchi sono praticamente parte della mia vita. Io dico sempre, fammi smettere di giocare a scacchi e non sono più io, nei miei pregi e nei miei difetti. Penso che sia una sfida, ma spero comunque di dare una grande collaborazione all'interno della federazione. Di carattere ti dico già che io sono una persona che non sta a guardare, ma quando senti magari c'è qualcosa che non va, o attivamente reagisco o devo stare zitta, perché non ne vale la pena, nel senso che stare a guardare, lamentarsi non è né da me né una cosa corretta da fare. Ho visto tanti anni la federazione, sicuramente in tutti e in me stessa si può anche migliorare, non che sia andata male o bene, però tutti possiamo comunque migliorare e migliorarci. Spero che sia per me un modo per comunque migliorarmi, una sfida, perché sai che non ho solo quello, e nello stesso tempo una mia possibilità di dare comunque la mia esperienza, il mio contributo per poter arricchire in qualche modo, dare del supporto al lavoro della federazione, perché devo dire che insomma dietro il termine FSI c'è un gran gruppo di persone, l'ho detto anche prima, un grande lavoro, e non solo perché ci sono io dentro, ma non me lo aspettavo, però insomma un gran gruppo di persone
che insomma dà il loro contributo volontario, che ringrazio, perché insomma è una grande forza, tutti penso dettati dall'amore che abbiamo per il gioco, perché penso che quello che ci accomuna a tutti sia proprio la nostra passione, altrimenti insomma difficilmente riuscirei anch'io stessa a incastrare le 8000 cose del giorno. Quindi sì, quella è proprio quella che insomma, per quanto siamo diversi, ci accomuna, la grande passione che abbiamo per le scacchi, la voglia di poter poi insomma diffonderla il più possibile e migliorarla. Passione che per fortuna non avete solo voi, ma anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, e anche molti altri. Purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato di un po'. Io ringrazio Sergio per la conduzione, anche se ha dovuto lasciarci qualche minuto prima. Ringrazio infinitamente voi tre, con le quali è stato un onore e un piacere effettuare questa trasmissione, e spero, come dicevo prima, magari se questo progetto va avanti, di avervi anche singolarmente per approfondire con ognuno di voi tutti gli aspetti che si possono approfondire, perché sono veramente parecchi. Siete un bagaglio di conoscenze tecniche, culturali e anche di esperienze che dal mio punto di vista è un vero piacere ascoltare. Ecco, saluto saluto voi, quindi buonasera a tutti e tre. Grazie Dario. Grazie mille. Grazie Matteo anche. Da dietro le quinte. Grazie alla regia di Matteo, al e lavoro grazie anche a tutto il nostro sotto. pubblico che ci ha ascoltato finora. Buonasera e ciao a tutti. Ciao Veronica, ciao Francesca. Ciao Roberta, ciao Francesca. Ciao, alla prossima, ciao a tutti.